Mucho gusto. He escuchado muchas cosas buenísimas. Wild Texas to Wild Magallanes. Un placer. Un gusto. Siamo conosciuti, sì, c'è tutta Vicenza. Oggi si presenta il progetto internazionale del Centro Subantartico Cabo de Hornos, progetto di iniziativa del governo del Cile e portato avanti dalla Università di Magallanes e l'Istituto di Ecologia e Diversità dell'Università del Nord Texas e della Fondazione Omora, che sarà inaugurato nel 2016. Un centro di eccellenza scientifica, di turismo di interessi speciali e sostenibilità a livello mondiale che si trova nell'estremo australe del continente americano. Adesso lascio la parola all'ambasciatore del Cile in Italia, Fernando Ayala González, che comincia la presentazione del progetto del nuovo centro che si troverà a Puerto Williams, capitale della provincia antartica cilena. Grazie, buongiorno a tutti. Vorrei anzitutto ringraziare la lettera del Presidente della Regione del Veneto, salutare il nostro console onorario del Cile a Vicenza, il nostro console generale a Milano, al direttore di questo padiglione meraviglioso, Guillermo Aristia, e a tutti voi, a ringraziare per questa assistenza a questa conferenza molto importante per noi, di un centro che ha un gemellaggio fra il parco Omora e il parco delle Dolomiti. Avevo preparato una parola in spagnolo, se non dispiace posso leggere due cose di questo centro. La Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos conserva los bosques más australes del planeta y una de las últimas áreas prístinas que es posible encontrar en este siglo XXI en nuestro planeta Tierra. La ecorregión subantártica de Magallanes. Su conservación para la vida nuestra requiere relevancia no solo para los chilenos, sino que para todos los habitantes de nuestro planeta. Son 10 años desde que se creó la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos para consolidar la investigación, la educación y la conservación que han sido desarrolladas durante esta primera década por el Parque Etnobotánico Omora. Este futuro centro subantártico Cabo de Hornos va a ser inaugurado en el año 2017 en la ciudad de Puerto Williams, que es la ciudad más austral de nuestro planeta. Para cumplir su misión como centro a nivel mundial en la Cumbre Austral de América, el Centro Subantártico Cabo de Hornos es administrado por la Universidad de Magallanes, el Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad, que está albergando en la Universidad de Chile y reúne investigadores de las principales universidades de nuestro país y de la Universidad de North Texas, que coordina una red internacional de centros de investigación que incluye el Parco Dolomiti Bellunesi. Y aquí debo destacar la presencia del profesor Rozzi, que es un chileno radicado en Estados Unidos, en Texas, donde trabaja, pero que está pasando mayor parte del tiempo en el Parque Omora. Por lo menos eso dice él. El nuevo centro en Puerto Williams cumplirá 3 funciones. Primero, un centro de visitantes de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos UNESCO, tal como la Reserva de la Biosfera Galápagos en Ecuador, que tiene la estación Charles Darwin, o la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos tendrá este centro subantártico en Puerto Williams, capital de la provincia antártica chilena. Desde ahí se va a guiar una orientación ecológica y ética a los visitantes que arriban a la Reserva de la Biosfera más austral de nuestro continente. Segundo, será un centro de formación técnica en turismo de intereses especiales. El Centro de Formación Técnica integrará las ciencias y la ética en un turismo que incluirá 3 áreas de especialización: gastronomía regional, áreas protegidas y turismo científico.
Esta última área desarrollará temáticas como el ecoturismo con lupa y la ruta de Darwin en el Cabo de Hornos. Tercero, un centro de investigación de nivel mundial en estudio de biodiversidad, cambio ambiental global y ética ambiental. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, visitó en enero de este año el centro, inauguró el centro en el Congreso Mundial de Briología, que es el estudio de los musgos y líquenes, materia muy específica, en Puerto Williams. Se ha acuñado la metáfora que el Centro de Investigación Cabo de Hornos proveerá una etapa biocultural para observar el microcosmo y complementará a los observatorios astronómicos que están al otro extremo de nuestro país, en el norte de Chile, de donde se observa el universo. Hoy Chile, en asociación con Italia y la comunidad científica internacional, tiene la oportunidad y responsabilidad de cuidar un tesoro biocultural de la humanidad, la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos. El Centro Subantártico inaugurará una innovadora escuela de conservación biocultural para asumir esta tarea y transformará a Puerto Williams en la capital mundial de la integración de las artes, la ciencia y la ética ambiental para orientar a la sociedad global hacia políticas proactivas de conservación y sustentabilidad. Una última cosa que quisiera, para los que no saben, nuestro país, Chile, que está al final del mundo, el primer italiano que lo visitó fue un marino de Vicenza, Pigafetta, que viajó con Hernando de Magallanes y se estacionaron a la entrada del estrecho de Magallanes, que hoy día lleva su nombre, y Pigafetta tomó nota y gracias a él sabemos de todo ese maravilloso viaje y por lo tanto tenemos una relación especial y agradecimiento con Vicenza. Ahora aprovecho a pasar el aviso a nuestro cónsul honorario. Así que muchísimas gracias. Buongiorno, innanzitutto in qualità di rappresentante direttivo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi porto la nostra vicinanza con il popolo cileno che è stato colpito dal terremoto 3 giorni fa. E in quanto anche parte della popolazione cilena è veneta, che sono dei veneti che hanno cercato di fortuna all'interno del nostro territorio. Non posso che complimentarmi con i due parchi in quanto la lungimiranza che hanno avuto nel creare questa collaborazione. Spero che tutto ciò possa continuare nel miglior modo possibile. Ora assisteremo alla proiezione del documentario Il viaggio invisibile, che ci presenta una forma nuova di fare ecoturismo che integra la scienza ecologica con la ética. La cooperación en la naturaleza es tan real como la competencia. Mirado desde arriba, este bosque es un punto, tiene una geografía. Espero que hayan disfrutado el video. El cambio a la sustentabilidad, los cambios políticos, los cambios económicos, los cambios ambientales vienen del corazón. De la razón cordial, un término de Blaise Pascal y de antiguo, razón cordial tan importante como la razón cerebral instrumental. La idea es ligar ambas y vamos a hacer una muy rápida presentación con 3 puntos. Lo que está hacia abajo en Sudamérica no tiene réplica, es único. En Texas decimos don't mess it with Texas, ahí decimos don't mess it with Magallanes. Y no solo eso, sino que es la verdadera cima austral del continente americano y el punto forestado más cercano a la Antártica. Una situación muy privilegiada para estudiar el cambio climático global y otros fenómenos ecológicos que están teniendo lugar hoy en el mundo. Pero no todo es diferente. Hay algunas similitudes con otras zonas del mundo. Un aspecto muy importante es que la alta altitud o alta cuota es similar a la alta latitud, disminuye la temperatura en ambas. Entonces, en Cabo de Hornos, este es el Isla Hornos misma, ustedes ven aquí especies de caloplaca, vamos a los Dolomitis, a las puntas de las montañas y tenemos
varios líquenes. Entonces la idea con Parco Dolomiti es comparar las cumbres alpinas con las latitudes subantárticas. Y el punto es cómo hacer una integración entonces de la ética en la conservación biocultural a nivel regional, pero también a nivel global, que es un poco expandir el concepto central del video que vimos al comienzo. Para eso hemos acreditado el Stati Uniti y en Chile una nueva metodología llamada filosofía ambiental empírica. Y voy a brevemente mostrar cómo funciona la composición de metáforas. Para aquí la Expo Milano está el albero de la vita como el símbolo. El tema es nutrir el planeta energía para la vida. Pero esto requiere tanto de soluciones tecnológicas, como algunos stands lo muestran, innovaciones, pero también cultura, también tradición y también creatividad. Y en eso Italia y Chile juntos. Ahora, esto del albero de la vita es una imagen muy ancestral en muchas culturas, pero también en la ciencia. Este es un árbol pintado por Ernst Haeckel que muestra un árbol evolutivo científico de Darwin, que finaliza el capítulo 4 del origen de las especies diciendo la afinidad entre todos los seres vivos de una cierta clase se ha representado como un árbol de la vida. Algunas hojas nuevas, otras caen. Y eso significa que las especies podrían ser en algún grado todas llamadas metafóricamente como primos en un millonésimo grado. Lo que yo agrego en el trabajo que hacemos acá es que si somos parientes, entonces podemos tener un argumento más para el valor intrínseco de la vida humana y no humana. Lana. Curre Pichu. Carpintero negro o Carpintero gigante. Magellanic Woodpecker. Il pionero di Magellano. Detrás de las palabras y de la voz del carpintero hay historias. Y para las historias del origen de la vida, Yagán, en tiempos ancestrales, las aves eran humanos. El mismo sentido de parentesco. Y estas visiones que parecen amerindias también están en muchas visiones occidentales. La próxima. La poética, el arte, las intuiciones también de Occidente y de muchas tradiciones filosóficas y culturales intuyen empáticamente el parentesco entre las aves. Y la presidenta Michelle Bachelet entonces hace suya esta analogía que el macrocosmos, el universo, es observado en el desierto de Atacama y el microcosmos, que es esta pequeña diversidad, pero sobre todo el microcosmos del corazón, de los sueños, de los valores, de la ética, es visto con una lente biocultural en el Cabo de Hornos. Interés que se manifestó con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet, quien junto con inaugurar el Congreso entregó oficialmente a la Universidad de Magallanes y a la Fundación Omora el terreno donde se emplazará el Centro de Investigación Subantártica Cabo de Hornos. Somebody has commented me that in the north, in the north of Chile, we have fantastic opportunities with big telescopes to look at the universe. But here in the extreme south, we can get closer to life on the Earth with hand lens. So it's all, in that place it's a huge telescope, but here with hand lens, we're also approaching life. Natural conditions that you don't see everywhere, and also linked to excellent science of excellency in the same place. I think we feel
Chile is a very privileged place. Bueno, muchas gracias. Chile es un país privilegiado, lo esperamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también. Ahora me toca a mí contarles un poco más en profundidad de lo que es este Centro Subantártico Cabo de Hornos. Como Ricardo explicó y ustedes vieron también en el video, esta zona única, una zona que hace más de 15 años atrás, 16 años atrás, era poco percibida, desconocida. Los navegantes la conocían porque era la condecoración, llegar navegando al Cabo de Hornos. Ya vieron un poquito de Puerto Williams en el video, pero este centro subantártico va a estar acá en una cima donde vamos a poder ver todo el Canal Beagle, la cordillera Darwin y los alrededores de los Dientes Navarinos, uno de los trekking el trekking más austral del mundo y maravilloso. Y tiene 3 misiones este centro subantártico. Nosotros también vamos a tener un centro de visitantes. Después vamos a tener un área de educación y un área de investigación. Molto grazie e benvenuti a Capo d'Orno nel 2017. Buongiorno a tutti. Davvero sono molto onorato di essere qui questa mattina, di questo invito, e per questo ringrazio l'ambasciata che mi dà questa opportunità. Il tema che è stato trattato prima e che ho letto come uno degli obiettivi fondamentali che fa parte di questo nuovo centro di studio a Capo Horn è quello dell'etica ambientale. Credo che come parchi dobbiamo avere al centro della nostra missione questo tema dell'etica ambientale e soprattutto dobbiamo cercare di promuovere modelli di sviluppo che siano sostenibili e quindi anche sotto il profilo turistico è ovvio che dobbiamo mettere a punto strategie che consentano da un lato di valorizzare il territorio, farlo conoscere, dall'altro però di non minacciarlo nella sua conservazione. Dunque, Don Bosco era un uomo che aveva la geografia nel sangue e aveva una caratteristica particolare, di notte sognava luoghi remoti, luoghi lontani. Un gruppetto di 4 italiani, o meglio 4 piemontesi, ognuno di essi con una valigia color marrone ed un baule con gli arredi sacri. La valigia color marrone è proprio l'icono, l'immagine simbolo del missionario salesiano. Quando Aldo Rozzimarini mi ha invitato ad essere qui a intervenire, per me è stato un piacere e un onore, ho pensato naturalmente ad alcune scelte quasi d'obbligo. Neruda, per eccellenza il cantore del Cile, della sua geografia, mi sembrava un po' scontato, però nonostante le bellissime immagini. Poi a Cile una loca geografia, una pazza geografia di Benjamin Subercaseaux, libro polemico e contraddittorio con un bellissimo prologo di Gabriela Mistral. Poi ancora alle poesie di Raul Surita, che abbiamo sentito durante il percorso, tra l'altro un poeta che conosciamo, Nicola conosce molto bene, io pure, con L'amor del Cile, illustrato dalle fotografie di Renato Schreppel. Penso che l'argomento che abbiamo visto oggi è proprio la tematica ambientale che affronta l'Expo e quindi credo che siamo nella sede giusta. Per quanto riguarda l'idea futura degli sviluppi futuri, è stato presentato il progetto del centro subantartico in Capo Horn e l'idea è continuare un lavoro, rafforzare un lavoro che in questi ultimi anni è stato già fatto di scambi di tipo culturali, scientifici, anche commerciali e costruire proprio un'antenna in Europa di attenzione a questo tesoro bioculturale che in questa parte del mondo. Tesoro che non è solo regionale ma è un tesoro planetario di cui bisogna prendere consapevolezza, farlo proprio con responsabilità, con un messaggio, come ha detto Riccardo,
prima con un messaggio di responsabilità dove tutti siamo coinvolti e quindi l'etica è un elemento fondamentale dei valori. Ringrazio Riccardo e Veronica e Paola che sono venuti dal Cile proprio a presentare questo progetto e dare la possibilità di costruire ancora delle pagine meravigliose tra i rapporti Cile-Italia. L'icona di questi rapporti italo-cileni partono da Antonio Pigafetta, che già è stato ricordato, questo nobile vicentino che accompagnava Magellano e che ha scritto il diario che ha fatto per la prima volta conoscere queste zone del mondo in Europa e al mondo. E da lì tanti altri che hanno seguito. Non posso non ricordare il menzionato sacerdote alpino Alberto De Agostini, che è stato incredibile nella sua opera di cronista, documentarista, scrittore, eccetera. Quindi un'idea di continuare un lavoro per rafforzare i nostri scambi, sempre con un senso di uguaglianza, sempre con un senso di bilateralità e insieme a quelli che già stanno lavorando, in primis l'ambasciata, Procile e il consolato e tante altre istituzioni come quelle delle università, e ringrazio i professori universitari di essere stati con noi questa mattina. Grazie a tutti. Siamo stati in Cile e poi siamo stati giù al Parco di Omora con questa collaborazione con il Parco delle Dolomiti Bellunesi. Sono stati avviati poi degli scambi con i giovani, oltre 11 giovani sono venuti dal Veneto, sono rimasti un mese nel Parco di Omora, a Puerto Williams, a Punta Arenas, e hanno potuto proprio esaminare tutte le cose che oggi il professor Riccardo Rozzi Marin ha espresso. Il bello dopo quasi 10 anni è che il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi è stato riconosciuto dall'UNESCO nel 2009 e anche la realtà di Capo Horn ha avuto questo stesso riconoscimento. Il Parco Nazionale è un'area wilderness collocata in Regione del Veneto e in provincia di Belluno ed è fondamentalmente la parte più meridionale della catena dolomitica, oggi patrimonio mondiale dell'UNESCO. Qui ad Expo, in occasione della presentazione del nuovo centro di studi universitario di Capo Horn, rinsaldiamo un protocollo d'intesa che è stato fatto nel 2006 con l'Università di Magellano e il Parco di Omora. In questo protocollo d'intesa tra parchi la volontà è quella di creare una condivisione di intenti e di progettualità riferiti alla valorizzazione di queste aree protette e soprattutto nella condivisione e nella promozione di quelle che sono le peculiarità delle nostre aree e di quella che è la nostra mission, ovvero quella di valorizzare, conservare e promuovere i valori della diversità biologica, ma anche e soprattutto della diversità culturale e quelli dell'etica ambientale. In questo senso, la costruzione e la realizzazione di questo nuovo centro universitario che nascerà nel sud del Cile, credo sarà una grande opportunità non solo per il territorio e per la nazione cilena, ma per tutta l'umanità, perché è fondamentale che lavoriamo in un'ottica di conservazione e promozione di quelli che sono i nostri valori non solo ambientali ma anche culturali. La diversità biologica è importante
ma altrettanto importante è capire come riuscire a creare uno sviluppo e una progettualità che metta in condivisione territori e soprattutto persone. La relazione è quindi al centro di questo nostro impegno e credo sarà fondamentale anche una condivisione in prospettiva di nuovi programmi di ricerca. Quasi un terzo dei rifiuti organici, dei rifiuti di tutto il mondo sono rifiuti organici, quindi noi ci concentriamo su questo tipo di business. Ho partecipato a questo evento in quanto la tematica ambientale, la tematica legata all'equilibrio tra l'uomo e l'ambiente è una tematica da noi molto sentita. Oggi è una giornata molto importante, è stato molto interessante ascoltare gli interventi delle persone che sono state invitate. È un onore e un piacere poter dire che anche noi siamo stati qua e vi ringrazio tutti. Buona giornata. Feltre è la città che ospita la sede istituzionale dell'Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi. Sicuramente la giornata di oggi ci ha insegnato come due diversi ambienti, come quello delle Dolomiti e come quello della penisola di Navarrino, siano ricchi di similitudini, nonostante si trovino a diverse latitudini e agli opposti del mondo. Sicuramente il progetto di cooperazione iniziato alcuni anni fa tra il Parco Dolomiti Bellunesi e il Parco appunto di Umora credo sia giusto venga portato avanti dalla parte italiana e quindi da parte del nostro ente affinché questo legame possa divenire una solida scambio di informazioni dal punto di vista scientifico, ma anche perché possa diventare un momento di aggregazione e un momento appunto di coesione tra due realtà, nonostante la differenza e la distanza di territorio molto legate anche a livello storico, in quanto la migrazione veneta e bellunese ha inciso molto in Cile. La nostra azienda si occupa di soluzioni per l'ambiente, raccolta dei rifiuti, gestione dell'organico. Dal 2012 abbiamo iniziato un'attività con un'impresa cilena che si chiama Geociclos e di cui adesso vi parlerà un po' più dettagliatamente il mio collaboratore Torresan. Hola, Sartori tiene en Chile una empresa que se llama Geociclos. Es una empresa básicamente una consultoría ambiental en el tema de la energía, en los residuos sólidos doméstico y comercial. Sartori es un productor de contenedores, composteras y todos los equipos para un manejo de los residuos, un manejo sostenibile. L'Agricola SRL dal 2008 si è dedicata alle energie da fonti rinnovabili, nello specifico nel fotovoltaico, per passione ovviamente e poi per professione. A parte fare diversi impianti un po' in giro per l'Europa, oggi siamo sbarcati in Cile dove costruiremo la prima centrale con moduli bifacciali, la più grande oggi al mondo, di 2,5 MW a San Felipe. Ovvio che abbiamo voglia di restarci, di rimanerci, rispettando il territorio, l'ambiente e il rispetto per il popolo. Bellissima nazione. Il territorio cileno è stata una bella sorpresa perché abbiamo trovato una realtà che conoscevamo solo attraverso le televisioni, così, però delle città organizzate, molto pulite, molto ordinate. È stata una bellissima impressione ed è quella di rimanerci perché ci sono delle ottime opportunità e ci sono delle esigenze che la nazione ha, specie riguardo alle energie rinnovabili che c'è bisogno che vengano sviluppate.